L'allerta per il pericolo di infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto economico veneziano rimane alta, così come l'attività di monitoraggio delle forze dell'ordine sulle transazioni che stanno avvenendo in città. La crisi delle imprese rappresenta tradizionalmente un'occasione di riciclaggio per le associazioni criminali, favorita dal fatto che lo spettro del fallimento porta diversi imprenditori a vendere o a svendere la propria attività. Noi siamo impegnati da qualche anno a fianco dell'associazione che ha sede a Dolo per l'analisi e lo studio della criminalità nelle imprese, essenzialmente pensando alla realtà del vetro di Murano, che è una realtà potenzialmente appetibile. Quello della Confartigianato Venezia nel centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto è nell'attuale crisi del coronavirus un impegno preventivo, visto che finora in questo settore non si hanno avvisaglie particolarmente preoccupanti. Abbiamo usato particolare attenzione per cercare di capire, nell'ambito dell'artigianato non ci sembra che ci sia un'attenzione particolare in questa fase, in questo momento di notevole sofferenza. Ciò non toglie che la situazione attuale di Venezia sia tutt'altro che rassicurante. La Guardia di Finanza, ad esempio, ha avviato un monitoraggio dell'aumento esponenziale di nuove attività a capitale orientale presenti in città. Il pericolo c'è, una città come Venezia attira l'attenzione di gruppi malavitosi quasi per definizione, quindi alberghi, bar, ristoranti, attività commerciali. Un tempo, francamente non sono informato se anche oggi, le attività legate al trasporto delle persone, taxi, tutto ciò che girava attorno al tronchetto